Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sfondavano le saracinesche dei negozi utilizzando auto e mezzi pesanti rubati. 9 le persone arrestate dai carabinieri a Paola. Dalle carte dell'inchiesta Quinta Bolgia emerge il racconto di 2 collaboratori di giustizia che parlano di droga e latitanti nelle ambulanze. È assai lontana la stagione pre-crisi, ma la Calabria mostra una timida ripresa economica, resa però instabile dalle fibrillazioni politiche. Confessato davanti al GUP l'omicidio del cugino avvenuto il 4 marzo del 2018 a Sorianello, all'origine dell'assassinio motivi passionali. Il Rende incappa in una brutta sconfitta a Matera, il Catanzaro vince e sale al secondo posto, 3 punti anche per la Regina, la Vibonese non va oltre il pari in casa. Allora, buon pomeriggio, grazie per averci preferito. La prima notizia è di cronaca, arriva da Paola, è stata sgominata la banda cosiddetta della spaccata, utilizzavano mezzi pesanti, automobili, c'è anche uno scuolabus utilizzato, lo rubavano e poi andavano a compiere i furti, sfondavano con l'auto la vetrina dei negozi e poi prendevano tutto quello che era possibile portare via. L'operazione dei Carabinieri di Paola, l'input arriva dalla Procura della Repubblica del Tribunale della Città del Santo e nella conferenza stampa gli inquirenti hanno spiegato come sono arrivati a identificare le 9 persone arrestate. Il furgone fa marcia indietro a tutta velocità e sfonda la saracinesca. La banda penetra nel locale e porta via le slot machine e la macchina cambia soldi. L'operazione dura qualche minuto. I componenti del gruppo sanno cosa fare perché nei giorni precedenti hanno studiato il colpo nei minimi particolari, tramite sopralluoghi e appostamenti. Le telecamere di sorveglianza del locale a Fuscaldo e quelle poste nell'area adiacente filmano tutte le fasi della scena, che si ripete per 13 volte in provincia di Cosenza, a Reggio Calabria, Catanzaro e Taranto. Ogni volta la stessa procedura, in distributori di benzina, sale giochi, rivendite pneumatici o edicole, utilizzando mezzi rubati di grosse dimensioni, in un caso addirittura uno scuolabus prelevato a Belvedere, utili per mettere a segno la spaccata. Nonostante i volti coperti e l'estrema preparazione, i carabinieri di Fuscaldo sono riusciti a individuare i componenti della banda, 3 italiani, cosentini e 6 romeni. Era un gruppo che si muoveva in diverse parti del territorio nazionale, soprattutto nel sud Italia, ed era comunque diciamo così, ben attrezzato, con una certa esperienza per realizzare appunto questi furti. L'indagine ha fatto emergere un contesto piuttosto allarmante, in quanto un gruppo misto di rumeni e italiani, per realizzare dei furti in esercizi commerciali, utilizzava metodiche molto violente e aggressive, anche attraverso l'uso di mezzi per sfondare appunto gli esercizi commerciali, con conseguente danno sia per l'economia, l'imprenditoria e anche per l'incolumità fisica dei possibili passanti. 200.000 euro il bottino raccolto dal gruppo, che solo in 2 casi ha dovuto desistere dall'intento criminoso abbandonando l'obiettivo. 4 i furti d'auto. Le 9 persone sono ritenute responsabili a vario titolo di furto pluriaggravato continuato ed in concorso, a fermarli i carabinieri della compagnia di Paola, che tramite il confronto tra i filmati e i tabulati telefonici hanno ricostruito i movimenti dei soggetti indagati. Le modalità dell'azione erano caratterizzate da alcune circostanze e caratteristiche peculiari: una fase di sopralluogo condotta con autovetture non di interesse operativo per l'individuazione degli obiettivi di interesse, una fase di sorveglianza dell'obiettivo prescelto condotta appunto disseminando nell'area di interesse vedette dinamiche e pali statici, e una fase esecutiva condotta appunto utilizzando mezzi precedentemente asportati come arieti. L'assoluta violenza dell'azione e la rapidità dell'azione è direttamente proporzionale poi all'impatto sulla sfera anche psicologica delle vittime di questa tipologia di reati.
Questa era l'operazione portata avanti dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Paola. Avete sentito i carabinieri che hanno indagato su questi furti, alla fine sono giunti ad individuare le 9 persone che sono state arrestate, 3 sono di nazionalità italiane, gli altri 6 sono di nazionalità rumene. Adesso un'altra pagina di cronaca, però ci spostiamo a Lamezia Terme. Ricordate l'operazione Quinta Bolgia, fa ancora discutere, basta vedere leggere nelle carte che spuntano nuovi particolari. Per esempio ci sono 2 collaboratori di giustizia che raccontano come all'interno dell'ambulanza venissero trasportati anche quantitativi di droga e addirittura latitanti. Vediamo. Nuovi particolari emergono dall'inchiesta Quinta Bolgia che il 12 novembre scorso ha portato all'arresto di 22 persone, tra cui politici ed ex dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Le intercettazioni e le rivelazioni di alcuni pentiti fanno emergere un quadro ancor più allarmante, già perché le ambulanze private delle ditte Putrino e Rocca sarebbero state utilizzate dai clan per trasportare in sicurezza latitanti, soprattutto reggini. E non solo, c'era anche un business più redditizio del trasporto dei malati, la cocaina che giungeva al porto di Gioia Tauro. La polvere bianca dunque sarebbe stata trasportata dalle ambulanze delle 2 ditte in odor di mafia, ma nei mezzi di soccorso trovavano posto anche manifesti e santini elettorali. Nel dettaglio, grazie alle intercettazioni telefoniche, la Guardia di Finanza è riuscita a ricostruire la fitta rete di contatti tra il titolare della Croce Bianca di Lamezia e alcuni candidati di quasi tutti gli schieramenti alle politiche del 4 marzo scorso. L'inchiesta Quinta Bolgia, coordinata alla DDA di Catanzaro, lo ricordiamo, ha svelato gli interessi dell''ndrangheta sull'ospedale di Lamezia. Il clan Iannazzo Cannizzaro da Ponte aveva puntato sui gruppi imprenditoriali Putrino e Rocca, che da almeno un decennio avevano il monopolio sui servizi funebri delle ambulanze, grazie anche all'appoggio di manager e dirigenti dell'ASP di Catanzaro e politici. E così il servizio sostitutivo delle ambulanze del 118 veniva assegnato alle 2 ditte senza gara d'appalto, ambulanze sulle quali dunque avrebbero trovato posto anche carichi particolari. Questa è l'indagine l'inchiesta che naturalmente va avanti, perché i magistrati della DDA di Catanzaro continuano a seguire questo filone e poi è possibile, probabile che nelle prossime ore nei prossimi giorni ci siano anche sviluppi a questa inchiesta. Ancora un'altra pagina di cronaca, da Lamezia andiamo a Vibo. Ha confessato l'omicidio del cugino, era in carcere perché sospettato, poi però davanti al GUP ha detto: sono stato io ad uccidere mio cugino. Omicidio avvenuto il 2 di marzo dello scorso anno. Vediamo. Gaetano Müller ha confessato. È stato lui ad uccidere il cugino Bruno Lanzaro lo scorso 4 marzo con una coltellata all'addome. Lo ha fatto al termine di una lite mentre erano in auto in località Savini, dove si erano dati appuntamento per un chiarimento. Lo ha dichiarato lo stesso 19enne di Sorianello di fronte al GUP del Tribunale di Vibo Valentia, al quale aveva chiesto di essere esaminato. Al giudice ha riferito i dettagli dell'omicidio, confessando di essere l'autore e confermando anche il movente, la contesa di una ragazza, figlia di un esponente di del clan Emanuele. Proprio la relazione intrapresa dalla stessa ragazza con Bruno Lanzaro avrebbe scatenato l'ira di Gaetano Müller, culminata con l'accoltellamento del cugino, morto in ospedale a Vibo Valentia dopo un'agonia di un paio d'ore. Alla base della tragedia dunque un movente passionale maturato in ambito familiare, ciò che i carabinieri avevano subito ipotizzato nelle ore immediate all'omicidio, portando all'arresto del giovane a quasi 2 mesi dal fatto. Da subito la versione fornita da Müller agli inquirenti non aveva convinto. La vicenda risale allo scorso 4 marzo, quando intorno alle 18 era arrivata una chiamata dello stesso Müller ai carabinieri di Soriano, con la quale riferiva che il cugino si sarebbe ferito con un pezzo di ferro. A quel punto gli investigatori hanno avviato le indagini, ascoltando anche i familiari della vittima, ma era il racconto di Müller ad apparire in più punti contraddittorio, per cui il cerchio si è stretto intorno al giovane. A sostegno della tesi degli investigatori, le conversazioni estrapolate dal cellulare della vittima ritrovato sul luogo dove era stato soccorso. Bruno Lanzaro si era fidanzato infatti con la ragazza con cui Müller aveva interrotto appena 2 mesi prima una relazione sentimentale. Scoperta, il giovane avrebbe chiesto al cugino un chiarimento andando ai Savini, dove si sarebbe consumato il grave fatto di sangue.
Lasciamo la cronaca, chiudiamo questa pagina, poi la riapriamo in occasione dei nostri 100 secondi con le notizie meno eclatanti ma che fanno parte della giornata delle news in questa regione. Adesso parliamo di economia perché si discute l'Unindustria a Cosenza, si danno i dati di quelli relativi alla situazione economica della nostra regione. Dovrebbe essere in collegamento con noi Gianluca Pasqua, mi fate vedere cortesemente, ecco finalmente vedo in video Gianluca. Allora, dati che fanno riferimento alla nostra economia, ripresa debole si dice, ma che viene messa in forte difficoltà anche dalle fibrillazioni politiche che ci sono. Mi pare sia questo il quadro. Esattamente, impresa e territori, questo è il titolo di questo incontro in Confindustria, inizierà fra pochissimo, siamo proprio nella fase preliminare, già si conoscono i dati del primo semestre e in effetti segnano questa lieve ripresa che comunque non fa tornare la Calabria ai livelli pre-crisi. Il panorama è quello che hai descritto con la preoccupazione per quanto può avvenire dalla politica. Io sono con il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci, con il presidente di Ostelli Calabresi Natale Mazzuca e proprio di questo si stava parlando e si parlerà in queste ore nel convegno, nell'incontro. Cominciamo con Marcella Panucci che ha già espresso il suo parere abbastanza critico perché ha detto alcune cose che aiutavano lo sviluppo sono state depotenziate. Purtroppo è vero, la manovra non riprende alcune delle misure che avevano prodotto degli effetti rilevanti sull'economia nel corso dell'ultimo anno, che erano quelle rivolte al sostegno degli investimenti privati. Il piano Industria 4.0 è stato depotenziato, il superammortamento è stato soppresso e sostituito con una misura che però non è assolutamente equivalente. E questo è un peccato perché se il governo intende raggiungere la stima di crescita sul 2019 dell'1,5%, deve necessariamente puntare su misure di questo tipo che hanno un effetto moltiplicatore maggiore rispetto ad altre misure. Gli investimenti pubblici sono importanti, anzi essenziali. Il governo stanzia delle risorse in manovra anche rilevanti, ma tuttavia gli investimenti pubblici hanno un tempo di attivazione molto lungo e non coerente rispetto all'esigenza di raggiungere un tasso alto di crescita nel 2019. Natale Mazzuca, dicevamo di un quadro positivo in generale, però c'è ancora una stagnazione da parte delle costruzioni. Ma assolutamente sì, dobbiamo dire che nel Mezzogiorno cresce, la Calabria conferma i dati di crescita 2016-2017, però siamo ancora lontani rispetto ai livelli pre-crisi. Al tavolo della crescita c'è ancora un convitato di pietra che sono la mancanza di investimenti pubblici, perché se noi pensiamo che con uno strumento come il credito d'imposta il Mezzogiorno ha risposto con circa 5 miliardi di investimenti, di cui 2 miliardi di credito, allora vuol dire che noi riusciamo a dare un obiettivo di crescita e di sviluppo solo se investiamo sulle imprese, perché le imprese di fatto creano sviluppo, creano innovazione, creano tecnologia e sono il vero volano. A questo poi manca veramente il punto delle infrastrutture. Noi non possiamo pensare di collegare l'Italia, collegare il Mezzogiorno col resto del Paese se non abbiamo le infrastrutture. Penso all'alta velocità che deve arrivare anche in Calabria, perché è un servizio che bisogna dare ai cittadini. La grande manifestazione che abbiamo fatto a Torino è simbolica per quanto riguarda la TAV, ma rappresenta le infrastrutture che sono carenti su tutto il territorio nazionale. Direttore, c'è un'apertura, c'è un dialogo in corso con la politica? Ieri abbiamo incontrato il Ministro Salvini, il Vicepremier, nella sua qualità di Vicepremier al Ministero dell'Interno. Eravamo 15 associazioni di impresa, 12 delle quali avevano manifestato a Torino. C'è stata sicuramente un'apertura da parte del Ministro Salvini rispetto alle preoccupazioni del mondo dell'impresa e alle proposte per far sì che l'economia rafforzi il suo percorso di crescita piuttosto che, come sembra prevedibile, finisca in una nuova recessione. Il Ministro ha dato ampie aperture, però noi francamente aspettiamo i fatti a partire dal prossimo passaggio in Senato della legge di bilancio. Direttore, domande da studio? Voglio fare una domanda al Presidente Mazzuca. La Calabria è già gravata da tanti problemi. Se si aggiunge a questo il rallentamento di tutte le procedure dovute anche alla burocrazia, dovute a una situazione legate proprio alla
come dire, alla difficoltà di immaginare un intervento deciso, mi pare difficile a quel punto uscirne, no? Cioè, polso attuale della situazione, c'è la volontà politica? C'è la volontà politica, al di là delle difficoltà pure legate alla burocrazia, alla lentezza, per una Calabria che già è sofferente? Ma la Calabria ha bisogno sicuramente di una velocità diversa, perché la velocità, così come la intendiamo noi imprenditori, è distante rispetto a quello che viene rappresentato dalla pubblica amministrazione. Questa è una Calabria che si sta riprendendo, siamo ancora distanti 10 punti di PIL rispetto al periodo pre-crisi, ci sono alcune cose che funzionano, chiediamo immediatamente di scaricare gli investimenti in infrastrutture, bisogna aprire soprattutto i cantieri, perché i cantieri sono fondamentali, oltre che a creare inclusione sociale, collegano i territori e quindi creano crescita. Gianluca, basta Direttore? così, grazie. Gianluca? Grazie, noi continuiamo a seguire l'incontro. Benissimo, grazie a te Massimo per il collegamento, ai nostri ospiti. Noi andiamo avanti, andiamo al porto di Gioia Tauro. Nei giorni scorsi il Tribunale di Palmi ha detto ok alla riassunzione di 30 lavoratori, ma adesso i sindacati premono perché l'operazione venga allargata alla platea degli operai licenziati nel 2017. Vediamo. Le sentenze di reintegro per i portuali licenziati da MCT potrebbero far pensare alla fine di un incubo, ma non è così. È questo, in sintesi, il pensiero del coordinamento del sindacato autonomo SUL, che propone una sorta di patto per l'occupazione che coinvolga tutte le aziende che orbitano intorno al terminalista di Gioia Tauro e con un piccolo sacrificio di tutti i lavoratori vada a saturare le postazioni dei vari reparti. L'idea è quella di una riduzione dell'orario di lavoro per far lavorare tutti, una proposta già fatta a suo tempo durante la fase di confronto precedente alla procedura per i licenziamenti e non accettata dal terminalista MCT e forse anche da altri attori principali della trattativa. Per il sindacato il risultato di questi giorni, scaturito dalle aule del Tribunale di Palmi, ripaga solo parzialmente i sacrifici e le umiliazioni che hanno dovuto sopportare i lavoratori ingiustamente licenziati. Ora non si può più transigere, o si rilanciano le attività o l'orizzonte è nero. Potrebbe infatti riproporsi con ancor più veemenza la questione esuberi. A nulla è servito nella fase di crisi l'accorato appello del sindacato autonomo per una gestione diversa. Per il SUL il male di tutto questo nasce dagli errori gestionali e dai mancati investimenti di un'azienda dimostratasi inaffidabile. C'è una nota del Presidente della Regione Mario Oliverio che stamattina nel corso di un convegno che si è tenuto alla Cittadella ha parlato con i giornalisti, i quali hanno posto la domanda relativa al commissario in arrivo alla sanità calabrese. Oliverio ha detto non vedo discontinuità rispetto al governo che l'ha preceduto, cioè la linea è sempre la stessa, sempre questa idea del commissariamento. Dice Oliverio, il governo sa come la penso, sa che il commissario è deleterio e che questa regione avrebbe la necessità di autodeterminarsi per quanto riguarda la sanità. Ci sono tante altre note polemiche proprio all'indirizzo del governo che ha scelto ancora una volta di continuare questa stagione del commissariamento nella sanità. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. E di una vittima il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 18 a Palmi, nel Regino. La vittima viaggiava su una moto Ape che si è scontrata con una vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Palmi per accertare la dinamica dell'incidente e i vigili del fuoco. Colpo al Cancrea, beni per 500.000 euro sono stati confiscati alla cosca di 'ndrangheta operante nella piana di Gioia Tauro. Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione nei confronti di Girolamo Cutri, 62 anni, considerato esponente di spicco della cosca, arrestato nel maggio del 2014 nell'ambito dell'operazione Deus, coordinata dalla DDA Regina, che portò in carcere 16 esponenti del clan. Adesso sono stati confiscati 2 appezzamenti di terreno, un appartamento e un'impresa individuale a 20 sedi a Rizzicoli. Auto in fiamme sulla A2 tra gli svincoli di Rosarno e Mileto, sul posto i vigili del fuoco a dare l'allarme alle persone che erano a bordo della vettura, che sono scese e hanno chiamato i soccorsi.
Vino DOC taroccato, inchiesta della Procura di Lamezia, scoperta la commercializzazione di Scavigna DOC contraffatto, centinaia le bottiglie sequestrate. Dalle indagini è emerso che l'intera produzione proveniva da vitigni non compatibili con quanto prevede il disciplinare di produzione dei vini Scavigna, così veniva commercializzato un prodotto diverso per origine, provenienza e qualità da quello dichiarato, denunciato il rappresentante legale dell'azienda. Sorpresi in un bed and breakfast con 186 grammi di marijuana, 3 giovani, 2 di 23 e 1 di 20 anni sono stati arrestati agli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Catanzaro Lido con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E adesso vediamo la pagina dello sport. Serie B ha giocato sabato, il Crotone non ha giocato, ha osservato il turno di riposo, il Cosenza è incappato in una brutta sconfitta in terra ligure per 4-0. Ieri tutta l'attenzione è stata calamitata sulla Serie C. Risultati eclatanti, la sconfitta per 3-0 del Rende a Matera, la vittoria del Catanzaro che vale il secondo posto in classifica, buona vittoria anche della Regina, pari casalingo invece per la Vibonese. Facciamo il punto. Doveva essere la gara della svolta ed invece a Matera il Rende incappa nella seconda sconfitta consecutiva giocando al di sotto delle proprie possibilità. I biancorossi prendono 3 schiaffi in faccia dai lucani che con il successo sui calabresi rilanciano la propria classifica abbandonando l'ultimo posto in graduatoria. Una brutta prestazione, non c'è che dire, figlia forse anche delle tante assenze, ma non c'è il tempo per piangersi addosso perché mercoledì si torna in campo per affrontare il Rieti. Ottima prova invece del Catanzaro che contro la Virtus Francavilla di Bruno Trocini vince e convince risalendo la classifica e portandosi appaiato a Rende al secondo posto. Il gol partita lo segna Statella al 20° della ripresa, un gol che vale 3 punti d'oro, lo ribadisce anche il vice di Auteri, Cassia. Il mister, forse troppo adirato per il terreno non in perfette condizioni, ha ceduto la parola al suo secondo. Vince in trasferta anche la Regina che a Lentini bissa la vittoria con il Rieti. San Domenico dagli 11 metri e Solini sbloccano una gara equilibrata sino ad inizio ripresa. Il gol della bandiera per la Sicula lo segna Russo nell'extra time. Mercoledì si torna in campo ospitando la Cavese. 1-1 invece fra Vibonese e Siracusa, secondo pari consecutivo per i rossoblù che nelle ultime 3 gare hanno conquistato 5 punti, un pari in rimonta per la squadra di Orlandi che nel primo tempo subisce la verve degli avversari, un gol al 25° Conturati e poi nel secondo tempo riequilibrano il risultato grazie alla rete di Silvestri. Calabresi che mercoledì viaggeranno alla volta di Monopoli. Prima di salutarci vediamo la cerimonia di accensione dell'albero di Natale, siamo a Cosenza, la cerimonia si è svolta sabato pomeriggio. Vediamo. Con l'accensione del monumentale albero di Natale a Cosenza si rinnova il tradizionale rito collettivo che dà inizio ad un mese di eventi e manifestazioni che accompagneranno cittadini e visitatori durante tutto il periodo natalizio. È un albero bellissimo, straordinario, così come lo è la città. Il centro cittadino reso molto attrattivo con le luminarie, con gli eventi, ci sarà un programma ricchissimo fino al 6 gennaio a partire da oggi, anche nel centro storico sono previste delle serate dedicate, noi tutti siamo predisposti anche ad accogliere le persone, i visitatori che verranno a Cosenza come se fossero ospiti di casa nostra. 5, 4... A scandire il countdown per illuminare ufficialmente il grande abete con gli addobbi firmati Damiani è stato lo stesso sindaco insieme a tanti cittadini ed è stato proprio a loro che Mario Chiuto si è rivolto nel corso del suo breve intervento. Portare avanti un'attività amministrativa in questi anni di difficoltà di tutti i generi non è facile e Cosenza ha raggiunto traguardi anche a livello nazionale importanti, siamo nei primi posti delle classifiche sulla vivibilità, ci sono tanti problemi, disagi che permangono e io per questo mi scuso con i cittadini, ma sono convinto che questi sacrifici porteranno ancora di più ad avere una città più attrattiva che offre più opportunità per tutti. Auguri di buon Natale a tutti. La cerimonia dell'accensione dell'albero si è conclusa tra le note e la voce possente di Elisabetta Enè.
rumore. Bene, questo è tutto, vi lascio adesso le previsioni del tempo, l'informazione torna più tardi, vi lascio i programmi della rete, buon pomeriggio. L'inizio settimana sulla nostra regione sarà all'insegna della variabilità a tratti instabile, in particolare nella giornata di lunedì. Nelle prossime ore la discesa di correnti d'aria fredda sull'Europa centro-orientale, pilotate da un vortice di bassa pressione presente sulla Scandinavia, favorirà un deciso calo delle temperature e anche sulla Calabria, seppur in tono decisamente minore, se ne avvertiranno gli effetti che riporteranno i valori nelle medie stagionali. Oggi irregolarmente nuvoloso sui versanti tirrenici ed interni con piogge sparse, altrove cielo parzialmente nuvoloso con possibili fenomeni. Nel corso della giornata avremo alternanza di schiarite con annuvolamenti associati a piogge, temperature in calo di qualche grado. Domani cielo generalmente poco o parzialmente nuvoloso, senza fenomeni degni di nota. Temperature in ulteriore leggero calo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Oggi mar Tirreno agitato o molto agitato, con venti sostenuti da maestrale. Mosso il Mar Ionio, ad esclusione dinanzi il Crotonese, che risulterà molto mosso, con venti di direzione settentrionale. Domani, molto mosso il Mar Tirreno, per venti di direzione occidentale, mosso il Mar Ionio, con venti di direzione settentrionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando al nostro sito web www.meteoincalabria.it e anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.